Confartigianato e Federmoda Confcommercio Veneto in viaggio verso Roma. Alla Camera dei Deputati va in scena tutto quello che sto per dirvi è falso. Monologo sulla contraffazione di Tiziana Masi, un progetto partito dal Veneto. Come nasce l'idea di portarlo a Montecitorio? Lo spettacolo è nato da un'idea nel tavolo del sistema moda che comprende tutte le categorie della moda nel Veneto. È stato ideato dalla Tiziana di Masi e le nostre associazioni, le nostre categorie hanno partecipato ai fondi assieme alla Regione Veneto stanziando dei soldi, e questo è frutto per far capire all'opinione pubblica e sensibilizzarla su quello che può succedere con la contraffazione sia a livello economico sia a livello di salute. Lo spettacolo della Di Masi, il teatro della Di Masi, esprime in tutta la sua gravità il fenomeno della contraffazione, tutta l'attività criminogena collegata e soprattutto i danni che porta alla salute dei cittadini e dei consumatori. Finalmente la politica si è accorta di questo spettacolo, dell'attività che abbiamo svolto come tavolo della moda. Della Regione Veneto, assessorato all'agricoltura e tutela del consumatore e assessorato alla polizia locale e alla sicurezza, leggi regionali numero 27 2009 e 48 2012, e dal tavolo Veneto della moda. Signore e signori, tutto quello che sto per dirvi è falso. Benvenuti! Laura, iniziamo da lei. Le faccio una domanda e lei ha 3 opzioni di risposta. Qual è la prima cosa che lei fa quando acquista una scarpa? A. Guardare quanto è sexy il commesso che la sta servendo. B. Guardare se il colore del rossetto si abbina con quello del tacco. Terza possibilità, guardare se la scarpa è fatta bene per farla camminare bene. Senza ombra di dubbio, benissimo. A lei invece, signor Guerrino, io domando... Sì, allora facciamo così, vi faccio contattare direttamente. Sì. Sanzioni pecuniarie da sostituirla anche con alcune materie penali, però poi evidentemente ci sono altre. Sanzioni pecuniarie, quello che c'è dietro non fa caso, perché con 3.000 euro è quello che loro vivono il mezzo giornale. Siamo d'accordo, Non pagando tasse, 3.000 euro. non è niente. Il sistema è un altro. La Regione Veneto sono No, figurati. Stiamo anche preparando con l'Università di Venezia un intervento da fare sulle scuole utilizzando strumenti informatici. Per cui questo è quello il messaggio che vogliamo far arrivare attraverso le scuole, possiamo farlo legale, giusto per ottimizzare, diciamo, tutto quello che è stato l'intervento. Vorremmo portarlo alle famiglie, in modo che si compri meno. Assolutamente. Con le leggi, con gli interventi, No, polizia, carabinieri. è una manovra a tenaglia, insomma, dobbiamo utilizzare le leggi e i controlli, allo stesso tempo la I crescita. controlli li abbiamo fatti nel Veneto, ne abbiamo fatto perché abbiamo lavorato con tutte le questioni, mettendo in campo tutto. Il problema purtroppo si deve risolvere in un altro sistema. Ne parliamo, sì, no, con molto più perché guarda,